TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7 luglio, alle 18 di domani, martedì 8 luglio, chi vorrà viaggiare in treno potrà avere a che fare con ritardi e cancellazioni, a causa di un'agitazione indetta da alcune sigle sindacali autonome, la quale interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato in tutta Italia. Lo sciopero, come detto, può comportare cancellazioni totali e parziali anche di frecce e intercity. Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. Il servizio viene assicurato dalle 6 alle 9. Tuttavia, Trenitalia specifica che lo sciopero può provocare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. La politica. Secondo un sondaggio effettuato dal Sole 24 Ore, Luca Zaia non è più attualmente il governatore più amato d'Italia. Per anni il voto è sempre andato al presidente della regione del Veneto, anche qualche mese fa, ma ora il primato, sempre secondo il sondaggio, va al governatore del Friuli Venezia Giulia, nonché collega di partito di Zaia, Massimiliano Fedriga, seppure di poco. Tra i due infatti lo stanziamento è dello 0,5% a favore del secondo. Interpellato oggi dai giornalisti, lo stesso Zaia ha commentato: sono sondaggi che lasciano sempre il tempo che trovano. Sono secondo, va bene, tutto ciò che non strozza ingrassa. Ancora cronaca, il comune di Chioggia continua il suo impegno contro la violenza di genere e per questo circa 3 mesi fa ha siglato un accordo con la cooperativa REL Azioni Positive per la gestione del centro violenza civico donna di Chioggia e dello sportello Maila di Cavarzere. Ricordare la presenza di questo fondamentale servizio sul territorio è oggi anche l'occasione per stilare un bilancio dei primi mesi di attività. Come spiega la dottoressa Eleonora Allotti, presidente della cooperativa Relazioni Positive, sono state 35 le donne che ci hanno chiesto aiuto per situazioni di violenza, soprattutto in ambito relazionale. In un centro antiviolenza una donna può trovare aiuto, ascolto non giudicante, supporto psicologico e consulenza legale, tutti servizi gratuiti e necessari per poterla sostenere nel suo percorso di uscita dalla violenza. Cambiamo decisamente argomento. È stata annunciata una data completamente gratuita al Carole Music Festival. Giovedì 17 luglio sul palco ci saranno Sir Oliver Scardi e Claudio Cecchetto col format Febbre a 90. Dal 17 al 20 luglio ci sarà il ritorno quindi dei grandi live sul litorale dopo lo stop per il Covid. Il palco è un colosso high-tech da 150 metri quadrati, due terrazze VIP panoramiche regalano una vista privilegiata sull'arena e nasce l'area food con 12 food truck internazionali. Intanto le vendite dei biglietti segnano un vero e proprio boom per Shiva, Nervo, Villa Panks, Nerissima Serpe e Papa Quinto. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.